79esima edizione di San Giuseppe Artigiano. Confartigianatudine festeggia i suoi artigiani, lavoratori sempre in prima linea, a rischio estinzione. Quest'anno è toccato a Sedegliano ospitare l'evento. Tanti passaggi generazionali che nel tempo hanno mantenuta viva la fiammella e nello stesso tempo dipendenti che hanno voluto mettersi in gioco subentrando i titolari per proseguire l'impegno intrapreso mantenendo la fidelizzazione con il cliente. Dalle macerie si riparte, monito e insegnamento che questa terra e la sua gente non dimentica. Grazie agli artigiani e alla loro presenza oggi, grazie alle autorità per aver dato lustro ancora a questa festa che non è solo la festa di San Giuseppe ma anche la festa del valore dell'impresa artigiana. Gli artigiani, volano di quell'Italia, traino dell'economia del paese, troppo spesso sbattuta in prima pagina come evasori. La realtà è ben diversa e queste occasioni servono a solidificare quella tempra consolidata nel tempo. Credo che loro testimonino proprio fisicamente con le loro storie personali delle loro aziende, cos'è lo spirito di sacrificio, il lavoro, l'impresa, la capacità di competere, di resistere e di andare avanti. Quindi è un insegnamento che noi riceviamo da loro. Noi come politici oggi dobbiamo soltanto ascoltare e imparare. Ci sono delle persone qui dentro che hanno lavorato per 50, per 60 anni e che non smettono ancora di lavorare. Questo è anche, dal punto di vista personale, l'esempio a cui io cerco di adeguarmi, diciamo così, nella mia attività. Una festa con la consegna dei premi ai tanti maestri diversamente giovani e con vista anziani. Un pezzo di carta, una pergamena che ha sempre il suo valore. Il mondo dell'artigianato è un mondo significativissimo, è un asse importante della nostra economia. Migliaia di imprese, migliaia di lavoratori che hanno costruito un po' quello che è il Made in Friuli Venezia Giulia, ma soprattutto il Made in Italy, conosciuto e amato in tutto il mondo. Quindi complimenti al mondo degli artigiani e viva gli artigiani. Ehi, dico a te, mai sentito parlare di web audiovisione? Informazione libera senza bavaglio, trasmissioni su misura, linguaggio potabile, on air a chilometro zero, video promozionali su richiesta, metaverso e gestionali a portata di mano e tanto altro ancora? La risposta si chiama Friuli TV, il pianeta online che viaggia regolare nell'orbita del web in perfetto orario. Friuli TV, un nome, una garanzia per quello che vuoi tu.